Finita 3-1 per la Paese il match di Coppa Italia giocando proprio 3 giorni fa. Quest'oggi a San Carlo ci sarà di nuovo il confronto tra le corazzate genovesi di mister Valmati e mister Carletti. Il Mario mosso in secondo piano fa da cornice un soleggiato pomeriggio di promozione. In primo piano vediamo invece la Sestese in maglia rossonera e la Paese in tenuta giallo-verde. A creare il primo pericolo verso la porta difesa da Cannavò e Mazzedda, che dopo l'indecisione del difensore approfitta della palla gol ma non è abbastanza cinico. Da un calcio di punizione Paese il pallone va diretto in porta. Cannavò rischia il pasticcio fallendo l'intervento di bloccaggio della sfera, ma grazie anche all'aiuto del palo la Sestese si salva. Al minuto 15 su calcio di punizione Sighieri tira fuori dal cilindro l'ennesima magia, portiere battute, Sestese avanti per 1-0 e rivediamo il capolavoro del numero 10. Attaccano ancora i verde stellati, tiro da fuori area ma stavolta Bulgarelli devia in calcio d'angolo su cui Mura non riesce a colpire di testa e finisce così la sintesi del primo tempo. Dopo 2 minuti dalla ripresa viene messo un gran pallone per l'inserimento di Balestrino, il quale prova la botta al volo ma col mancino colpisce male. Al decimo il suggerimento di Lanza al centro per Mura è perfetto, ma non è perfetto il suo stacco di testa cestinando una buona chance, ma l'occasione più clamorosa avviene più tardi quando Sighieri serve un cioccolatino per Mura ma sbaglia il primo controllo e Bulgarelli fa il suo pallone. Al 75esimo Balestrino per Merialdo che calcia da fuori con il pallone che si spegne sul fondo. Le nostre immagini sono ostacolate dal sole ma riusciamo comunque a intravedere l'angolo paese concluso con questo colpo di testa debole. Nei minuti finali duplice occasione verde stellata, prima con Sighieri che prova a sorprendere Bulgarelli, ottima la sua risposta, poi con Castelli gol soltanto sfiorato perché la palla esce di un soffio sopra la traversa. E per il signor Faccino di Genova non c'è più tempo, consegna il derby del ponente genovese alla Sestese che vola quarta in classifica 17 punti, rimane invece in zona playout la Paese ferma a 8 punti da 3 giornate.